Aprire qui a Pieve di Soligo per noi è un'emozione, anche perché, come già detto anche prima, in questa parte del Veneto, in questa zona, noi non c'eravamo, l'avevamo solo sfiorata come avevo già detto, e essere qui per noi è molto importante anche perché siamo a Pieve di Soligo. Siamo su un ipermercato di 4.000 metri che per noi è molto importante e è un'esperienza che va ad accumularsi alle altre esperienze che abbiamo già avuto. E ci crediamo tanto in questo ipermercato, in questa apertura, e siamo convinti di fare molto bene. Sappiamo tutti che questo è un periodo un po' non molto bello, vediamo cosa succede nel mondo, basta pensare all'energia, al gas, però un imprenditore giustamente deve avere il coraggio di andare avanti, e anzi per noi questo è uno stimolo per fare ancora meglio, per andare avanti e per progettare anche altre nuove aperture. Naturalmente bisogna sempre tenere i piedi per terra, cercare di mettersi al servizio del cliente, cerchiamo di essere sempre noi stessi, cioè portando il prezzo, portando un assortimento, cercando di mettere a suo agio il cliente, sapendo del periodo che stiamo vivendo e anche le difficoltà che il cliente può avere nel corso del tempo, insomma. Non è sicuramente un periodo semplice questo, per le notizie che vediamo quotidianamente di chiusura da un lato delle attività e dall'altro dei costi dell'energia che rendono insostenibili questi tipi di servizi. Quindi questo segno è un segno di coraggio, un segno che testimonia la volontà di una famiglia trevigiana di mantenersi attiva nel mondo del lavoro e soprattutto nel nostro territorio. Sicuramente quella di garantire una continuità con un servizio importante che fino adesso è stato offerto dai supermercati Bennett. Oggi col subentro della famiglia Visotto abbiamo due elementi straordinari: l'aumento del personale, quindi una notizia positiva perché incrementiamo appunto i posti di lavoro in questa attività, e soprattutto diamo futuro a questa attività, nel senso che portiamo avanti questo aspetto commerciale, questa presenza importante testimoniata anche dalla presenza di tante persone che oggi sono qui a fare la spesa. Ma quando si chiude un'attività si spengono le luci, quando si spengono le luci si spegne la vita, no? E di conseguenza noi ci lamentiamo appunto quando un negozio chiude, primo perché non c'è il servizio e poi perché il negozio che piace o no mantiene anche una vivacità del territorio, c'è vita sociale e poi c'è sempre motivo di contatto, di crescita, soprattutto anche per altre attività che stanno attorno. E l'imprenditore ha coraggio, perché altrimenti è meglio che cambi mestiere, bisogna essere ottimisti. Certamente il momento non è un momento favorevole, però qui si dà continuità a un'attività che dà occupazione e che soprattutto dà un servizio. Sono momenti difficilissimi, io mi auguro che questi momenti siano superati quanto prima, però indubbiamente qui ci vuole un grande gruppo come Visotto, che in questo caso ha fatto un grande investimento e continua nella crescita, e adesso siamo a Pieve di Soligo, qualche mese fa a Sacile, quindi è un gruppo che è in continua espansione, e questo va dato merito alla famiglia Visotto.